Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati, una nuova colazione insieme a questa mattina e siamo insieme a un veronese doc, attaccante della Virtus Verona, Michael De Marchi. Buongiorno Michael, Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito, Alberto, ciao. grazie a te di essere con noi, ti abbiamo proprio beccato, stai andando, sei in macchina, stai andando verso l'allenamento, quindi ti portiamo via veramente poco tempo. Innanzitutto Michael, intanto ripeto ancora grazie per essere qui con noi. Insomma, la tua storia con la Virtus ha ritrovato un nuovo punto di ripartenza, nel senso che tu comunque hai avuto l'inizio della tua carriera con la Virtus, hai avuto tante esperienze e sei ritornato alla Virtus. È stato un richiamo del cuore, richiamo di un progetto, richiamo di cosa? Ma hai detto bene, guarda, più del cuore perché erano anni, no, che giravo un po' l'Italia e ero un po', avevo bisogno di trovare un po' di serenità e di aria di famiglia, di casa, e dove se non questo ritorno, e quindi ecco, è stata una scelta umana e che ho voluto fortemente, come ha voluto fortemente la Virtus, e che per ora, insomma, è stata una scelta azzeccata, diciamo, dai, direi per il momento. Beh, direi di sì, insomma, al di là e qui tocchiamo un altro tasto, insomma, di quell'infortunio che ti ha tenuto fuori tanto, un infortunio superato, ecco, in quei momenti un infortunio, ti passano tanti, immagino, pensieri per la testa, no? Sì, sì, purtroppo sono il lato un po' negativo di ogni sport, penso, e poi soprattutto quando stai vivendo un bel momento di forma, no? Sia con con la squadra che anche personale, realizzativo, ecco, fermarsi non è mai bello, però insomma bisogna sempre stare sul pezzo. Fortunatamente ho avuto infortuni più gravi, non è stato un un grosso infortunio, quindi abbiamo ripreso alla grande, ora stiamo tornando bene, insomma. Che poi l'infortunio si dice sempre, sì, l'infortunio poi è anche il momento per riazzerare, ritararsi, riprendere, però se un infortunio arriva in un momento di forma, rompe un po' le scatole. Tu come l'hai superato, al di là appunto del recupero fisico, ma anche mentalmente, è stato facile, semplice, complicato superare questo infortunio? No, dai, ti dico, guarda, bisogna, secondo me, semplicemente avere la capacità di accettare i momenti, e alcuni momenti, ecco, fanno gli infortuni, ecco, creano questi momenti un po' più negativi, però bisogna accettarli, cercare di superarli con serenità, e anche perché se lo affronti in questa maniera qua, più veloce può essere il recupero. E poi ti ripeto, dai, non è stato un infortunio grave, quindi sono abbastanza contento di averlo superato in fretta e di essere tornato bene, ecco. Senti, questa Virtus ogni anno parte, è un po' camaleontica, mettiamola così, nel senso che non si riesce mai ad inquadrare bene quale sia non il valore della squadra, che c'è sicuramente, ma il percorso che può fare la Virtus. E poi ogni anno riesce sempre a stupire. I momenti difficili ci sono stati, ce ne saranno ancora, non voglio portare sfortuna, ma è così, nello sport è così, ma c'è una costante di questa squadra, di questa stagione che tu vedi all'interno dello spogliatoio? C'è un qualcosa che vi accomuna anche in tutti, anche nei momenti magari meno positivi? Beh, sì, comunque aggiungo che la squadra è giovane, ma di grande valore, secondo me, e probabilmente un aspetto che ci accomuna è comunque che siamo tutti bravi ragazzi, tutti ragazzi umili, disponibili, e questo poi per il collettivo nel gruppo è un fattore molto importante nell'arco di una stagione, ecco, quindi direi questa cosa qua, sai. Sai, poi ci sono anche dei senatori all'interno della squadra, ovviamente Juanito, che è un riferimento, è un capitano, anche se non è capitano, ma è un leader silenzioso, no? Ti dà quel suo esempio, soprattutto ai più giovani, dà veramente l'idea di come si deve essere per essere Sì, sì, ma professionisti. guarda, hai detto bene, guarda, sia dentro che fuori dal campo, penso sia fondamentale avere questo tipo di figure. Mi ci sto avvicinando anch'io un po' a sentirmi vecchietto, però dai, ancora no. Però sì, non posso solo aggiungere che grande stima nei confronti di Guanito, che a 40 anni, ecco, avere
questa anche fame, no? Sì. È veramente uno stimolo e deve essere un motivo di crescita anche di osservazione da parte dei giovani, sono convinto di questo. Senti, che campionato è quello di quest'anno? Cioè, sembra ormai, non dico segnato, lassù col Padova che sta andando, No, no, il no, Vicenza segnato di... dietro, però insomma, è ancora dinamico, diciamo. Eh sì, dai, mancano tante partite, è un campionato tosto dove il Padova la sta facendo giustamente perché vedendoli giocare, ecco, una squadra rodata da anni, sta facendo un grande percorso e quindi sì, è il solito campionato rude, no? Non c'è sempre una partita, non c'è mai una partita facile, bisogna stare sul pezzo ogni sabato o domenica ogni partita perché insomma è un attimo, ecco, trovarsi, catapultarsi nelle zone basse e invece deve essere per noi obiettivo di cercare di stabilirci nella zona playoff, ecco, che ci piacerebbe riuscire a salvezza ultimata a fare, ecco, i playoff. Sì, l'ha detto playoff e più volte Gigi l'ha detto, insomma, la Serie B non è, cioè, per lui è un obiettivo, è un sogno, ma neanche tanto così sogno. Per lui puntare alla Serie B è un obiettivo, ne parla da anni. E secondo te questa Virtus, crescendo ulteriormente, può puntare ad arrivare? Ma guarda, diciamo che realisticamente è molto complicato. Però, insomma, perché no? Ecco, magari a distanza di anni, ormai questo è il settimo, ottavo, se non sbaglio, in Serie C, che fai la categoria, sai, ti può capitare anche l'annata che vai forte forte da poter provare il colpo, però ecco, è difficile, ma la speranza deve essere sempre l'ultima a morire, dico io. Certo, te che obiettivi ti poni per questo campionato, Michael? No, guarda, io vivo molto, molto partita per partita, giorno per giorno, ecco, cerco di dedicarmi nel quotidiano, poi sono convinto che i risultati sono solo una conseguenza di quello del lavoro fatto nel quotidiano, ecco, quindi vivo un po' con questa filosofia qua e al momento, dai, sta fruttando, dai, diciamo così. Quando non sei in campo, non per farmi gli affari tuoi, ma così per curiosare un po', cosa ti piace fare? Hai qualche hobby particolare? Ma guarda, sono un ragazzo abbastanza tranquillo, poi stando qui a Verona ho facilità di incontrare amici, e quindi di passare il tempo in compagnia, ecco, questo con gli amici stretti, questo è un po' come passo il tempo, ecco, in compagnia e cerco di star tranquillo, divertirmi, ecco, star sereno, ma non ho grandi hobby, e, insomma, vivo il campo e poi la compagnia degli amici più stretti. Guardi la Serie A, sì, un occhio ce l'hai, insomma, Sì, sicuramente. sì. Ecco, che idea ti sei fatto di questo campionato di Serie A? Dove c'è Verona in difficoltà, però, insomma, Sì, eh, dai, beh, spero che potrà riprendersi, me lo auguro. E niente, poi è sempre bello vedere la Serie A, vedo un grandissimo Napoli che mi piace vedere giocare, vedere la grinta, la fame che hanno i giocatori. Questo è un valore che mi piace pensare di poter coltivare, avere, e, insomma, anche portare nel gruppo, se così fosse. Napoli beh, è favorito per lo scudetto, secondo te è una lotta tra Napoli e Inter o si Ah può... sì, beh, se la giocheranno, adesso va Sì, difficile dirlo, ecco, però ecco, io sono un quelle due qualche... lì, quelle due lì. Esatto, sì, sì. La grossa delusione forse può essere la Juve in questo momento. Sì. Ma sai, quando cambi tanto, poi è cambiato anche allenatore, insomma, ci vuole tempo, ecco, ci vuole tempo, pazienza che tante volte non c'è nel mondo del calcio, però ecco, bisogna accettare anche che ci voglia ogni tanto. Senti, Michael, l'ultima curiosità, uno spogliatoio, mette uno spogliatoio unito, uno spogliatoio di bravi ragazzi, ma c'è qualcuno più casinista, c'è uno che, che dici, caspita, questo qui non ti puoi distrarre un attimo che ti fa uno scherzo, che ti fa... Guarda, ti dico, sì, uno spogliatoio molto unito, di ragazzi molto divertenti. E se devo farti un nome, non posso che dirti Gianluca Contini, che lui è veramente
la punta di diamante di quello che sta dietro il giocare, divertirsi, e quindi ecco, che poi è una parte fondamentale anche quella. Sì. E invece il più serio, il più compassato, quello che dici, il duca dello spogliatoio, ce n'è uno in particolare. Non lo so, forse non saprei, sai. Forse Manu da fare, ecco, un po' più sergente, ecco, Sì, sì. quindi il capitano, dai. Il capitano, il capitano. Senti, Michael, allora io ti ho già portato via un buon tempo, nel senso non voglio farti perdere ovviamente altro che dopo arrivi al campo in ritardo, poi Gigi. Ah no, sono proprio nel parcheggio del campo, cioè, Ah beh, allora, saluta allora, te e entra in spogliatoio. e allora siamo a posto. Ma intanto allora io ti ringrazio veramente per questa chiacchierata, ti auguro veramente un buon proseguo di campionato e di toglierti soddisfazioni sia personali che anche con la Virtus. Grazie a te e grazie mille dell'ospitalità.